Oggi è la giornata nazionale del mare, è un momento importante per ricordare a tutti noi quanto sia importante il mare e quanto lo dobbiamo rispettare. Ricorrenza che cade ogni 11 aprile da quando nel 2018 è stata istituita. Obiettivo: valorizzare il mare e Venezia in particolare anche la sua laguna, patrimonio mondiale dell'umanità, con giornate culturali a tema in collaborazione con la Capitaneria di Porto Guardia Costiera. Venezia è la città del mare per antonomasia, dove capitale mondiale della sostenibilità, concetto che si coniuga benissimo con il mare. Dobbiamo ricordarlo sempre, dobbiamo ricordare a tutti noi come ci dobbiamo comportare, come dobbiamo vivere il mare, come dobbiamo vivere la laguna, soprattutto qua a Venezia che è un patrimonio fondamentale per tutti noi. Rispettare il mare e la sua laguna per essere cittadini del mare esemplari, ma quali le azioni e i comportamenti da mettere in atto? Valorizzando il patrimonio culturale, storico e letterario legato al mare anche per diffondere tra le nuove generazioni le tradizioni marinaresche e la conoscenza del mare, come da obiettivi proposti anche dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per uno sviluppo sostenibile. Volendo porre il mare al centro dell'attenzione di tutti i cittadini, l'elemento formativo è fondamentale. Quindi che cosa insegniamo? Quello che ho già detto, insegniamo a rispettare il mare e a comportarci come si deve in mare ed essere di esempio per gli altri.